Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale, e questa sera l'onorevole Salvatore Cascio, nonché presidente della Commissione Affari Istituzionali dell'Ars. Onorevole Salvatore Cascio, cui ringraziamo per aver accettato il nostro invito per Grazie a parlare voi. un po' della situazione attuale della politica regionale, ma anche del fermento che c'è in vista delle prossime elezioni, tante candidature, ma anche le mille problematiche che la regione siciliana ha attraversato in questi anni, e cercare anche di fare un suo bilancio di questa sua presenza, diciamo, parlamentare all'Ars. Allora, onorevole, lei è stato eletto nella lista Cantiere Popolare, PID, poi transitato nel movimento di Salvatore Leanza, Sicilia Democratica, quindi nei Democratici per le Riforme, Sicilia Futura. Ecco, una legislatura movimentata. Come può spiegare ai tanti cittadini che ci stanno ascoltando questi passaggi, questi movimenti politici che lei ha ritenuto di fare? Questi movimenti politici sono frutto di un'evoluzione della politica, perché questi movimenti politici non sono movimenti singoli, ma sono movimenti assieme a un gruppo di amici e un gruppo di parlamentari. Tra parentesi, Sicilia Democratica e Sicilia Futura è la fusione di Sicilia Democratica e Sicilia Futura. Io sono stato eletto nel cantiere popolare PID, è un'esperienza che per me era giunta al capolinea, perché era un'esperienza che ancora non avevo in quel momento, che poi anche là il PID ha virato verso altri lidi. Prima era un'esperienza di centrodestra, e quando c'è stato l'avvento di questa ventata nuova di Renzi, io ho pensato che poteva essere il momento giusto per costruire un centrosinistra che guardava molto al centro, non sbilanciato a sinistra come poteva essere, diciamo, il centrosinistra di Bersani. Quindi da questa scelta politica, da questa maturazione politica è nato l'adesione a questo progetto di Sicilia Futura. Ad oggi siamo quindi molto vicini al centro-sinistra, molto vicini alle posizioni di Matteo Renzi, e quindi il percorso politico va inquadrato in questa maniera. Ecco, ricordiamo che come riferimento c'era prima Leanza poi Leanza è un caro amico ed è un grande rammarico, una grave perdita. Avremmo voluto che fosse qui con noi, perché sicuramente questo era un momento in cui con la sua esperienza e con le sue capacità poteva dare sicuramente un contributo notevole a Ecco, questo Sicilia tema. Futura si caratterizza con la presenza di un saggio, un vecchio della politica, fra virgolette, diciamo nazionale, che è l'onorevole Salvatore Cardinale. Ecco, com'è che l'onorevole Cardinale è riuscito, diciamo, a diventare leader e a creare un gruppo anche così numeroso di parlamentari e riuscire, diciamo, ad andare avanti nella politica ed essere anche determinante, lo vedremo anche per le future scelte che andrete a fare, no? A mio avviso i leader non vengono eletti, un leader uno c'è o non c'è, quindi queste sono capacità intrinseche all'onorevole Cardinale. Ha una capacità, sicuramente un'esperienza notevole politica, una capacità di dialettica politica che riesce anche a essere convincente. Quindi noi con l'onorevole Cardinale, personalmente io, mi sono trovato sulla stessa lunghezza d'onda nel momento in cui c'è stato questo ragionamento tra Lino Leanza, cioè noi, Sicilia Democratica, e l'onorevole Cardinale. La dipartita dell'onorevole Leanza naturalmente ha accelerato ancora di più questo processo. Era un processo che era partito da qualche anno. Toto Cardinale io lo giudico un politico accorto, nel senso che non è imprudente, nel senso che riesce a prevedere quello che a volte succederà in futuro, e questa per me è una grande dote. Ha puntato su Renzi, ha puntato sul referendum, ha puntato su tutto questo genere di percorso, e per me, al di là dell'esito referendario, penso che questa è la novità della politica. La politica comunque non si può arroccare su vecchi schemi. C'è una matrice democristiana sempre alla base, anche lei, ricordiamo che la vostra legislatura è la mia matrice. Fu eletto anche nell'UDC, per cui diciamo, una l'esperienza democristiana che ha governato per 40 anni l'Italia sicuramente. Allora, è una matrice democristiana di cui io sono orgoglioso. Io sono un democristiano mai pentito. Di questo sicuramente le fa onore. Ecco, lei è stato eletto anche Presidente della prima commissione, sì, la Commissione Affari Istituzionali. Ecco, quali sono, diciamo, i punti all'ordine del giorno di cui dibatterete? Fra questo penso che c'è anche la nuova legge elettorale, che vede appunto, dopo
il no al referendum per l'abolizione, appunto il ritorno in campo delle province. Ecco, ci può anticipare magari qualcosa, quali sono Sì. magari le linee guida di No, questa nuova certo, io indicazione? già ho presentato a mia firma, sono il primo firmatario, il disegno di legge riguardante l'elezione diretta dei liberi consorzi e delle città metropolitane. Prima di fare questo percorso ho fatto un'interlocuzione col ministro Costa a Roma per cercare quantomeno di condividere un percorso e non arrivare, come ormai siamo tristemente abituati, a impugnative varie da parte del governo. Abbiamo completato il disegno di legge. La prossima settimana penso sarò a Roma all'incontro con Costa per valutare assieme questa nostra proposta. Questa nostra proposta di fatto è una proposta semplice, perché dà spazio alla democrazia e dà spazio ai cittadini. Faccio un piccolo stacco. Prego. La legge del Rio prevedeva per le province un'elezione di secondo livello, cioè gli eletti erano solo consiglieri comunali o sindaci e i votanti erano consiglieri comunali o sindaci. Questo meccanismo va bene per una società per azioni, in cui i soci vengono rappresentati, il voto è pesato, è ponderato, il consigliere comunale di Agrigento ha un peso, il consigliere comunale di Comitini ha un altro peso. Nel momento invece in cui si vuole dare spazio veramente alla democrazia, bisogna dare spazio alle persone, alla gente, al popolo che elegge i propri rappresentanti. E quindi abbiamo scelto il percorso, anche in contrasto con Roma, che le elezioni devono essere dirette. Quindi ci sarà un consiglio provinciale e ci sarà un presidente della provincia. Veramente il termine provincia è obsoleto, ci sarà un consigliere del libero consorzio e un presidente del libero consorzio. E lo stesso vale per le città metropolitane, quindi parallelamente. La novità semmai è nella riduzione dei costi, perché ci rendiamo conto che bisogna contenere i costi della politica. Per contenere i costi della politica uno dei meccanismi, vi sono varie leve come contenere i costi della politica, sicuramente è quella della riduzione del numero della rappresentanza. E a tal proposito sono state divise 3 fasce di liberi consorzi in base al numero degli abitanti. La provincia, io la chiamo provincia perché certo, ci sono particolarmente affezionato, il libero consorzio di Agrigento potranno essere eletti 12 consiglieri del libero consorzio. Se da un lato riduce, da un altro dà molta forza, perché un numero così ridotto favorisce ancora di più l'aspetto politico del consigliere, quindi lo rafforza maggiormente. E poi non ci sarà la suddivisione in collegi, per come eravamo abituati. C'era il collegio di Sciacca, quello di Canicattì, quello di Licata, quello di Agrigento. Ci sarà un collegio unico. Come il collegio regionale. Benissimo. E quindi i cittadini esprimeranno la loro preferenza, eleggeranno i loro rappresentanti, eleggeranno il presidente. Se siamo bravi, noi dopo la finanziaria possiamo iniziare, e se c'è la volontà e l'accordo politico di tutti, possiamo iniziare questo percorso e quindi la prossima tornata utile, che noi già abbiamo fissata, non è perché la tornata utile, noi l'abbiamo fissato con una legge, e abbiamo detto che queste elezioni possono essere fatte entro il 31 dicembre 2017. Quindi breve, anche diciamo. entro l'anno, anche a ottobre, a novembre, in coincidenza delle regionali, potrebbero essere fatte le elezioni del libero consorzio. Ecco, il sistema come sarà, così magari giusto il sistema ricalca il sistema identico. Noi non abbiamo modificato come la regione. Perfetto. Non abbiamo modificato il sistema perché per fare una legge snella l'abbiamo sfrondato da tutte quelle che sono, perché c'è poi il tentativo da parte dei deputati di aggiungere emendamenti e stravolgere un po' quello che è il testo. Questo è il quadro generale della legge.
Questa legge è stata condivisa con i capogruppi, quindi la quasi totalità dei capogruppi ha espresso parere favorevole a questa legge, nel senso che l'ha condivisa e la vuole. Quindi, se questo è vero, di qua a breve ci doteremo di questa legge. Noi abbiamo fatto una legge precedente, volevo tornare un passo perché è un argomento all'ordine del giorno anche dei giornali, che riguarda invece le elezioni comunali, perché abbiamo modificato la legge per le amministrative, come tu sai, nel senso che abbiamo eliminato il ballottaggio, sempre nella mia commissione questo è avvenuto. Con il 40% non c'è più la necessità di fare il ballottaggio e il sindaco viene eletto al primo turno e prende anche il premio di maggioranza. Se questo non succede si va al ballottaggio. Abbiamo fatto altre due cose. Una cosa è che abbiamo dato la possibilità, abbiamo uniformato la legge regionale, abbiamo allineato la legge regionale a quella nazionale, nel senso che abbiamo esteso il sistema maggioritario ai paesi fino a 15.000 abitanti. La terza cosa che abbiamo fatto riguarda, che è quello diciamo di cui si parla oggi, che la mancata approvazione del bilancio comporta la decadenza del sindaco. Là ci sono state delle resistenze, forse anche giuste, da parte dei sindaci, perché dicono così siamo soggetti al ricatto continuo, perché così non possiamo governare. Però io vorrei ricordare a tutti gli amici sindaci della Sicilia che la legge nazionale da Aosta a Reggio Calabria è così. Certo. Quindi le opportunità che ha il sindaco di Locri li può avere il sindaco di Canicattì o di qualche altro. Sì. Però è anche vero che anche in quel modo era sbagliato, che la mancata approvazione del bilancio comportava solo la decadenza del Consiglio Comunale, come se la colpa fosse solo dei consiglieri comunali. Quindi noi abbiamo allineato semplicemente una norma nazionale, la legge regionale a una norma Tornando nazionale. un attimo al Consiglio provinciale, anche lì sarà prevista una soglia, diciamo, Sì, di sbarramento? c'è una soglia di sbarramento del 5%, Perfetto, c'è la presentazione delle liste con determinato numero di consensi, tranne che siano partiti rappresentati. Al solito non cambia niente. Per gli assessori? Allora, non esiste la figura dell'assessore. Ecco, questa è una novità. Questa è una novità. Questa è una novità. La figura il Presidente governa da solo? La del Rio non prevede la Giunta. Questo organo non c'è, prevede 3 organi, l'assemblea, che sono tutti soci, cioè i 42 sindaci dei comuni, ogni sindaco già c'è nell'assemblea, è rappresentato. Il consiglio, che è un organo che viene eletto, è il presidente, quindi manca la giunta, però le funzioni della giunta vengono vicariate perché il presidente può dare ai consiglieri della provincia le cosiddette funzioni delegate. Perfetto. Quindi tu sei consigliere, hai funzione delegata alla viabilità, alla pubblica istruzione, allo sport, al turismo. Esatto. Quello che... Non è un organo collegiale, questa è la differenza. L'organo è monocratico, è il presidente della provincia, però le deleghe vengono date perché nessun presidente può seguire tutte le problematiche che comportano. Bene, questa è una novità sicuramente, ma si è parlato anche di preferenza di genere per le donne, so che a Tizzone anche lì un poco si è messo in reverso. Riferendosi alla legge regionale, alla legge che riguarda la regione, allora la legge regionale intanto non è all'ordine del giorno, perché la legge regionale, ricordo ai telespettatori, è stata modificata, tant'è che abbiamo ridotto da 90 a 70 i deputati, e quella era l'occasione dove calare la preferenza di genere. Riprendere la legge regionale sulla preferenza di genere darebbe la stura anche là ad altri percorsi, e anche perché il percorso della legge regionale è più farraginoso rispetto alla legge per gli enti locali, sì. Tant'è che per ridurre i 70 deputati abbiamo fatto una doppia lettura alla Camera e al Senato.
quindi non è stata solo una legge regionale, perché è una legge che interviene sullo statuto. E quindi questa interlocuzione con Roma sarà vincolante oppure allora, diciamo, sarà nell'autonomia siciliana? No, sarà costruttiva ma non vincolante, nel senso che alla fine noi trarremo le nostre conseguenze e io personalmente, come gli altri componenti dei vari dei vari partiti, inviteremo anche il governo a resistere, se è il caso, a un'eventuale impugnativa. Allora, con lei parlando poco fa, anticipo un po' la scaletta perché mi sembra un argomento di grande attualità, poi delle altre cose ne parleremo dopo. Ecco, parlava della sanità. Sì. Oggi c'è un tanto decantare di questa nuova sanità, si è fatto il nuovo piano sanitario, abbiamo visto che le temute perdite di Ribera, Sciacca, Licata, insomma sono state anche Agrigento sono state contenute. Ecco, intanto una sua prima valutazione su questa nuova rete ospedaliera che Gucciardi ha tanto decantato. Allora, molto spesso uno può dire è buona o è cattiva e la gente può credere o all'uno o all'altro, però le persone non sanno l'iter. Perché se non facciamo un passo indietro, non capiamo come siamo arrivati a questa legge, uno poi si può fare un'idea più compiuta se noi dobbiamo fare salto di gioia oppure no. Allora, ricordo a tutti che il piano l'ha iniziato l'assessore Borsellino. Dopo un peregrinare per tutti i territori con la commissione di sanità di cui io allora facevo parte prima di essere componente della prima commissione, abbiamo sentito le istanze dei territori e si è fatta una rete. Questa rete ha avuto luce il 29 dicembre 2015. Il 29 dicembre 2015 la rete Borsellino è stata presentata in commissione. Successivamente interviene l'assessore Gucciardi, la Borsellino si dimette e c'è Gucciardi. Gucciardi dice che a Roma la rete non l'apprezzava in maniera vaga e riformula una nuova rete e 6 mesi fa, a giugno 2016, fa una nuova rete. Ieri o l'altro ieri viene in commissione con una terza rete. Per questo io sono insoddisfatto. E sono insoddisfatto al di là delle chiacchiere con i numeri, perché i numeri non mentiscono. La provincia di Agrigento, nella rete penalizzante già di Gucciardi, aveva 999 posti letto. Nella rete approvata 2 giorni fa ne ha 902. Ci sono 97 posti letto che si perdono, il 10%. E uno può pensare, ma dobbiamo stringere la cinghia, e ci sta. Però quando vede territori omogenei, tipo la provincia di Trapani, che aumenta i posti letto invece di diminuirli, che con una popolazione inferiore ha più posti letto della provincia di Agrigento. Gucciardi e di Trapani, quindi qualche allora, sospetto, penso che sia lecito che qualcuno abbia qualche sospetto. Perché a Trapani i posti letto aumentano e ad Agrigento diminuiscono? Perché in altre province i posti letto aumentano e ad Agrigento diminuiscono? C'è una perdita secca di 97 distribuiti. Non solo a Sciacca ne perde 25 e Ribera o 12 o 14, il resto li perde Agrigento, Canicattì, Licata. Quindi in maniera uniforme perdono 97 posti letto la provincia di Agrigento. Poi entriamo nel merito di questi posti letto, non solo che li perde, e io non voglio fare l'accusatore, è un fatto di equità. Io conosco bene il territorio di Sciacca e Ribera. È un territorio che è molto vicino al territorio trapanese, nel senso l'ospedale più vicino è l'ospedale di Castelvetrano. Certo. E allora là si vanno a notare le discrasie più assurde, cioè l'ospedale di Sciacca ha 8 posti letto di neurologia ed è una struttura semplice. L'ospedale di Castelvetrano ha 4 posti letto di neurologia ed è una struttura complessa. Cioè proprio a primo acchitto. Sì, certo. Vado oltre. Oggi la stroke unit
è diventata come l'emodinamica per il cuore, per quanto riguarda gli accidenti cerebrovascolari. Nel piano precedente era prevista, come è stata inaugurata a Agrigento, anche un reparto di neurologia a Sciacca. Nel nuovo piano è scomparso. E io posso capire che la filosofia dell'assessore è: ne facciamo una provincia. Lo accetto. Giusto, c'è un termine, c'è un parametro. Non mi scandalizzo, segui. ne facciamo una provincia. Non accetto che in provincia di Trapani c'è a Trapani, c'è a Mazara del Vallo e c'è a Marsala. Io questo denunzio, questo atteggiamento che non è equo. E allora quindi non posso essere soddisfatto da questo piano. Sia per i numeri, ma per la qualità del servizio. Ma potrei continuare, a Sciacca è saltata la chirurgia toracica, altri reparti, ma non sono questi i problemi. Io penso che vi sono delle cose di serie A, ma non serie A perché la medicina è tutta importante, serie A per il fatto epidemiologico, cioè nel senso che sappiamo che gli infartuati o gli accidenti cerebrovascolari hanno una percentuale elevata rispetto a un pneumotorace, cioè è solamente non sulla qualità dell'intervento, lei è un medico per cui conosce bene la materia. Allora, e io per questo motivo mi ritengo non soddisfatto, anzi ho dichiarato che non facevo parte, però ho assistito fino all'ultimo alla commissione e sono intervenuto pesantemente. Se avessi fatto parte di quella commissione non avrei votato quel piano che penalizzava la provincia di Agrigento. Il piano dovrà essere anche... Ora il piano è andato a Roma. Voi dovete dare anche un parere come la racconto a mo' di barzelletta. Che per gli addetti ai lavori è come bestemmiare, cioè dice, ma questo è uno è sacrilego, cioè nel senso faccio notare nel piano che il reparto di chirurgia di Sciacca non ha primario, l'hanno messo struttura semplice, cosa impossibile anche da un punto di vista normativo. Mi hanno detto che non rifuso, lo prendo come tale, ma io racconto con quale superficialità si fa il piano. Vado oltre, ma da 20 anni c'è l'urologia a Sciacca, non si trova più il reparto di urologia. E anche questo mi hanno detto che è un refuso. Quindi a furia dei refusi può essere che qualche cosa si cambia. Allora, scusi, questo piano doveva essere avallato dall'Assemblea o... no, diciamo, questo piano che ha il parere obbligatorio da parte della sesta commissione, della commissione sanità, non va in assemblea. Sì, ecco, tra le cose che leggevo, ho letto anche una nota dei 5 Stelle, si parla di 18.000 nuove assunzioni. Io i conti... Così leggevo proprio un attimo fa, leggevo questa nota molto critica di 5 io Stelle, di matematica non sono bravo. Di sogni, insomma. Io di matematica non sono bravo, so a malapena... Lei meglio di me lo conosce. So a malapena contare forse fino a 100. 18.000 mi sembrano un numero buttato a caso. Cioè, sulla scorta di quale... di che cosa? 18.000 persone, io non ho questi numeri. Poi, io avevo numeri intorno a 4.000 persone, non a 18.000. Sì. In questi 4.000, bisogna precisare, non sono 4.000 nuovi concorsi, sono 4.000 compreso la stabilizzazione di un personale che già c'è, che è precario. Sì. Quindi ci sarà una quota di concorsi, una quota di mobilità e una quota di stabilizzazione. Tra l'altro è arrivato anche un parere anche del Ministro della Sanità Lorenzin che diceva che siamo sotto ai livelli minimi LEA, quindi diciamo, l'ho letto pure io. L'assessore si giustifica che riguarda soprattutto la medicina veterinaria. Io non ho modo per sconfessare l'assessore, quindi prendo per buono quello che dice l'assessore, mentre per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera tutto questo non c'è. Quindi avventurarmi su un dato che io di fatto non ho letto nel dettaglio, ma l'ho letto come notizia di carattere generale, mi sembra un po'... Tra l'altro c'è sempre il grande problema dei pronti soccorso, vediamo qui che registriamo continue lamentele perché la gente deve aspettare ore e ore e ore per essere, diciamo...
Ma i pronti soccorsi intanto anche lì c'è sono... previsto un potenziamento oppure... Allora, i pronti soccorsi fanno parte di un decreto, il decreto Balduzzi, o il cosiddetto DM70, per cui per esserci un pronto soccorso si devono fare almeno 20.000 accessi. Non è il caso di Agrigento che ne fa molti di più, o di Sciacco, dei nostri comuni. Però se da un lato questo caratterizza la qualità dei pronti soccorsi, dall'altro lato che cosa rischia? Che chiudendo dei pronto soccorsi che non fanno questi accessi, l'utenza va a finire nei pronto soccorsi già intasati. Certo. E viene meno quel concetto di hub e spocchi. Cioè lo spocchi è l'arruolamento del paziente, l'hub è il centro più specializzato che lo cura. Quando tu non fai una scrematura che può essere anche per patologie poco impegnative o per prestazioni di pronto soccorso poco impegnative, è chiaro che poi i pronto soccorsi scoppiano. E questo avviene di sovente. Là ci vuole, non è solo un fatto di personale. Cioè, che ci vuole il personale non c'è dubbio, Certo. ma un fatto metodologico pure, ci vuole un approccio diverso, un approccio metodologico che a oggi io non vedo. Certo. Allora, chiudendo la parentesi, la pagina della sanità, andiamo a un'altra pagina triste. Siamo già ad aprile, insomma domani è aprile ecco il bilancio sta diventando una farsa. Forse mai si era verificato un esercizio provvisorio di così vasta portata, solitamente 1 o 2 mesi, insomma, e poi la partita si chiudeva. Ecco, la gente non capisce perché perché l'esercizio provvisorio sembra non lo so, un problema pro Crocetta, contro Crocetta. Ecco, come lo spiegate alle persone? Allora, io lo spiego in questi termini. Qual è il punto per cui non si riesce? Non è un problema pro o contro Crocetta, è un problema pro o contro siciliani. Cioè il bilancio va assieme a un altro strumento che è la finanziaria. Se tu fai il bilancio devi fare la finanziaria, non puoi fare il bilancio e poi la finanziaria quando tu hai tempo, proceduralmente. La finanziaria è quello che potrebbe risolvere alcuni nodi irrisolti. Certo. Perché io per prima, come gli altri colleghi del mio gruppo, ma devo dire altre forze politiche, ha posto un problema. Ma noi possiamo lasciare la finanziaria con dei nodi irrisolti? Possiamo lasciare la finanziaria, faccio un esempio, col problema degli sportellisti, con 1800 persone che ancora non sanno che cosa fare, con il problema degli ASU o degli LSU, che ancora, perché abbiamo stabilizzato i contrattisti, cioè abbiamo fatto un percorso, gli altri no, c'è un'altra platea. Possiamo lasciare i consorzi di bonifica che hanno 4 mesi senza che noi non mettiamo mano anche perché è l'ultima finanziaria. Quindi noi abbiamo pressato il governo di farsi carico di questi temi, di portarli in finanziaria e dare risposta alla finanziaria. E ci siamo rifiutati di votare il bilancio perché è l'ultima spiaggia nel momento in cui questi temi non venivano affrontati. Tutto là sta il ragionamento. E se da un lato capisco la difficoltà della gente, dall'altro lato bisogna anche medesimarsi di quelle a cui non daremo opportunità. E quindi la finanziaria che noi vogliamo fare vuole tenere conto di queste problematiche. Il governo sembra che è arrivato a queste conclusioni che noi abbiamo sollecitato più volte, quindi nella prossima finanziaria ci saranno sicuramente questi temi. Essendoci questi temi, io penso che la finanziaria avrà un iter agevolato. Insomma, entro fine aprile pensate? Allora, è già stata calendarizzata. Noi, il calendario è in questa maniera. La settimana che viene ci sarà per tutta la settimana commissione bilancio. Martedì mattina, quindi la settimana prima di Pasqua, per dirla in breve, non so se è il 12 o il 13, martedì mattina, no stop, si approva il bilancio. No stop. Dopo Pasqua, il 18, no stop, si fa la finanziaria.
Quindi, Questo diciamo, è già calendarizzato, dare... i lavori d'aula anche perché dico, sono stati, io ho partecipato, insomma, in no, io ho partecipato alla conferenza dei capigruppo e già sono state delle difficoltà, insomma, certo, ma mi rendo conto, notevolissimo, non si può stare senza bilancio e senza finanziari. Onorevole, tornando un attimo indietro a proposito di finanziaria, c'è un altro problema a proposito delle province, perché stiamo vedendo che le province sono state depredate dei fondi e ci sono delle situazioni terribili. Penso per esempio alla manutenzione delle scuole, delle strade in particolare. Leggevo una nota l'altro ieri del commissario Barberi che diceva non ci possiamo fare niente, ci sono strade provinciali, insomma, disastrate. In questo senso metterete anche dei soldi, a parte precari, anche persone precarie i soldi per le province li mettiamo nel fondo per le autonomie locali. Se invece la domanda è: questi soldi bastano? I soldi no, non bastano. E perché con le province siamo nel limbo. Perché nel limbo? Perché le risorse che ci vogliono per le province, di fatto la regione siciliana non se li trova, perché venendo meno alcuni trasferimenti non si trova queste risorse. Oggi le province sono tutti sull'orlo del dissesto finanziario. Sì. Tutti, nessuno escluso. Non ci sono province più virtuose rispetto ad altre, tutte le 9 province siciliane sono sull'orlo del dissesto. Io ho fatto un'audizione in commissione con il presidente Graffeo, il presidente della Corte dei Conti, che ha lanciato questo allarme, ha portato un report molto importante che io ho girato al governo, anche perché il governo era presente, facendo presente la drammatica situazione in cui versavano le province, e poi si è andati avanti anche su altri concetti, e altri concetti che riguardano delle categorie più fragili. Ad esempio, lo porto ad esempio, la provincia ha competenze per quanto riguarda le disabilità nelle scuole, l'assistenza ai disabili nelle scuole. La mancata assistenza non è solo un mancato servizio, secondo il presidente Graffeo, e concordo perfettamente, ma equivale a un dissesto funzionale. Quindi il dissesto a volte non è solo economico, c'è il dissesto funzionale, e quel dissesto funzionale avviene perché quella funzione non è vicariabile, cioè non ci sono o non c'erano altri enti che se ne potevano fare carico, vedi comuni o vedi regione, era solo la provincia che aveva questa competenza. E quindi ha ventilato anche questa ipotesi il presidente Graffeo. Guardate che non c'è solo il dissesto economico-finanziario, nella fattispecie delle norme, c'è anche un dissesto funzionale quando tu devi dare, devi esercitare, devi dare assistenze obbligatorie o servizi obbligatori. E questo è il quadro in cui ci muoviamo. Però, posso? Sì, certo. Però una lancia a favore la devo spezzare. Sì. Quale? E la lancia a favore è che noi ci siamo insediati nel 2012 e abbiamo trovato un buco di 2.000 miliardi, non un buco, non potevamo chiudere. Come amministrazione regionale. E anche per rifluenza anche di assemblea. Abbiamo trovato 2.000 miliardi che dovevamo trovare. Alcuni sono stati trovati ricorrendo ai mutui famosi, sì. Come tutti i siciliani sanno, alcuni sono stati trovati tagliando drasticamente. Su molte cose, dalle cose più, diciamo, frivole che possono essere le manifestazioni di carattere ludico, anche a cose più serie, con riduzioni anche pesanti. Certo. Onorevole, ecco, la Sicilia recentemente è stata agli onori delle cronache nazionali per 2 o 3 fattori. Uno è stato quello della disabilità. Abbiamo visto il famoso attore Piff recatosi presso la presidenza della regione, insomma è stato un caso, diciamo, che ha scosso un po' tutta l'Italia, di cui se ne è parlato tanto. Ho letto che
C'è stato un controllo, mi consta perché ho parlato anche con dei funzionari dell'ASP, un controllo rigido di tutte queste famiglie e che i numeri sono scesi molto perché diciamo, molti erano un po', non erano in quella condizione disabile, sì, però ecco, non in una situazione gravissima, per cui ecco, leggevo proprio notizie di ieri di un assegno mensile che si vuole dare direttamente alla famiglia. Ci può aggiornare in questo senso? Si è risolta la matassa? Addirittura c'era un caso Misilmerio, ho visto giorni fa, che risultava in Sicilia averne più di Palermo, insomma, disabili, per cui... Allora, che si devono fare i senso. controlli e le verifiche e che bisogna dare Mi risulta che sono in atto. e che bisogna dare i soldi a chi veramente ne ha bisogno, specialmente in un periodo in cui soldi non ce n'è, ma questa è buona creanza generale, di carattere generale, questo non ci piove. E poi anche là sulla disabilità si danno un po' di numeri. 36 milioni, 18 milioni in Emilia Romagna, 400 milioni, non so se hai sentito questi dati. Sì. E là bisogna distinguere due fattori. Diciamo, un'offerta di salute sanitaria data ai disabili che la Regione dà. Infatti il problema dei disabili non è relativo all'offerta di salute, a come vengono curati, all'accesso alle cure, ma è un aspetto invece che riguarda la vita di relazione, l'autonomia delle famiglie, l'autonomia della persona. Là c'è carenza. Sì. E il Presidente Crocetta dice diamo un assegno, non l'ha inventato lui, già altre regioni lo fanno, certo. Sulla scorta della gravità, cioè disabili gravissimi fino a 1.800 euro al mese, disabili gravi mi pare che sono 1.000 euro al mese, non ricordo esattamente la cifra. Potrebbe essere anche giusto, è sicuramente giusto, nel momento in cui va incontro alle famiglie, gli permette di avere quelle figure che la Regione non è in grado di dare, che il Comune non è in grado di dare, che altri enti che si occupano di disabilità non sono in grado di dare. Quindi io sul principio sono d'accordo, perché il miglior malato è il paziente e quindi meglio alle famiglie che hanno queste gravi problematiche, per gestire queste cose non ce n'è. Da questo punto di vista, anche perché si è avuto il cattivo vezzo a volte di esagerare con tutta una serie di chiamiamolo di servizi che poi non so se andavano a quelli che facevano il servizio o agli utenti veri e propri. Certo. Mi pare come il discorso dei formatori e dei formati nella formazione. Quindi questo io lo trovo positivo. È stato istituito un fondo per la disabilità di 36 milioni di euro. E questo fondo di fatto ha una parte fruibile a breve, anche se c'è stato un artificio tecnico che, ripeto, non possa funzionare in fase di esercizio provvisorio. Il Presidente Crocetta dice che può funzionare anche in fase di esercizio provvisorio. Lui con i suoi uffici l'avrà studiato e quindi sarà convinto di questo. Io qualche perplessità ce l'ho, certo. Però in ogni caso questo fondo è stato istituito e anche questo fondo non è che basti a soddisfare questa esigenza, tant'è che questo fondo mi pare che basterà per 4-5 mesi e quindi si devono trovare le nuove risorse. Ora, trovare le nuove risorse tassando i cittadini, non so se l'avete letto, vuole mettere una tassa di scopo. Noi i siciliani sono un popolo generoso, siamo tutti solidali, però non lo trovo un rimedio giusto, perché anche le famiglie normali che sono generose di per sé hanno difficoltà a fine mese a fare quadrare i conti. Ora, quindi andare su questa ipotesi mi sembra un'ipotesi più avventata. Io andrei su altre formule che potrebbero essere quelle di usare appieno alcuni fondi rispetto ad altri, fare una scelta di campo su alcuni tipi di politica sociale che bisogna fare, alcuni servizi
potenziarli, altri forse sono meno essenziali e non potenziarli. Quindi a mio avviso nelle pieghe, perché ci sono anche soldi per tante altre cose, si potrebbero indirizzare le risorse in maniera E ricordiamo anche che migliore. questa vicenda scaturì con le Iene che non venivano Come no, ricevute. da Miccichè, e quindi è saltata anche la testa di Miccichè. Sì, sì, Quindi no. si era parlato anche di prelevare i fondi dalla formazione professionale. Ma Cosa anche c'è là di mi vero? pare una guerra tra poveri, cioè anche là non lo concepisco, cioè noi leviamo soldi a gente, ci sono una Anche lì un tasto dolente questo platea della di formazione disoccupati, professionale. 6.000 persone, 7.000 persone, di cui molti monoreddito che non prendono lo stipendio, hanno raggiunto magari 50 anni di età ed è difficile inserirsi anche sul mercato del lavoro, non è come un giovane che magari quantomeno ancora non sa com'è il mondo e pensa di sfondare tutto e d'accordo, chiede, va a d'accordo, bussare d'accordo. alla grinta, ma anche a 50 anni c'è anche una certa demoralizzazione per come vanno le cose. E quindi io non andrei a colpire chi è più disperato di me, mi scusino, sì, disperato nel senso che non che non ci sono le risorse. risorse. Tant'è che non è passata. C'è stato un tentativo, ma i soldi poi non sono stati tolti. Ma la formazione riparte, anche lì è stato La tanta formazione- gente che da anni insomma, è a spasso, Stavviso 8, si parla di Stavviso 8, insomma può ripartire la L'avviso 8 formazione. hanno fatto una gradatoria all'avviso 8 e come è anche giusto che sia, perché ognuno deve difendere i propri diritti, e c'è stata una pioggia di ricorsi. Ora bisogna vedere che cosa dirà il giudice preposto, se bloccherà il bando, se bloccherà la singola istanza, se la vorrà integrare. La prima sentenza mi pare che dice di ricorreggere un punteggio per quanto riguarda un ente di formazione, ma questo è il primo di un ricorso, ce ne sono una serie di questi ricorsi. Di fatto le procedure sono state attivate, quindi da questo punto di vista potrebbero anche iniziare, dato che le procedure sono attivate. Allora, un altro aspetto, tornando all'immagine un po' ci hanno un po' massacrato, specialmente l'amico nostro Giletti, e ci vuole molto bene. Ecco, è stata anche la vicenda dei vitalizi. Sì. Dico, ma è così difficile, prendo un po' diciamo, le difese anche, dico, è così difficile modificare questa legge, perché stiamo vedendo che addirittura ci sono eredi non diretti, posso capire il vitalizio, che una persona si spende in politica, insomma lo posso giustificare, ma che poi addirittura ci sono figli di terza generazione, nipoti, che prendono il vitalizio di persone che magari sono state elette nel partito monarchico, insomma. Allora, Dico, è così difficile? No, allora, questa è una questione un po', a volte è impopolare sicuramente, però bisogna affrontarla anche con un minimo di onestà intellettuale. Questa legislatura ha abolito i vitalizi, non ci sono più i vitalizi da questa legislatura, quindi parliamo di vitalizi di gente che usufruiva del vitalizio. Se usufruiva del vitalizio, per me ci sta. Il discorso della seconda e terza generazione è quella che a mio avviso stranizza, perché il vitalizio dovrebbe essere concesso anche a un familiare nel momento in cui si accerti che questo familiare, quel reddito del marito era il reddito principale. Basta legarlo a un concetto come quello dell'INPS e a mio avviso risolveremo il problema. È chiaro che noi poi non possiamo fare vittime, cioè nel senso che magari c'è qualcuno che è deceduto e quel vitalizio è l'unica fonte di sostentamento per la moglie, cioè mi sentirei colpevole da questo punto di vista, però è chiaro che si può fare una legge e dire ma se quella non era l'unica finanziamento non hai diritto al vitalizio, perché cosa c'è noi siamo legati, abbiamo visto anche noi siamo molto legati essendo a statuto speciale, noi siamo legati molto a quello che succede al Senato. Però a volte le cose che succedono al Senato noi le abbiamo anticipate perché il Senato le ha anticipate come dette,
E quindi noi le abbiamo fatte e poi il Senato non le ha Certo, fatte. certo. E quindi tipo la riduzione Certo. e il taglio ai parlamentari, nel Certo. senso la Sicilia l'ha fatto, dato che erano equiparati, poi alla fine al Senato tutto questo grande taglio o c'è stato in parte. Questo non è una legge che può fare l'Assemblea da regolamento, questo Sì. è una norma che poi va al vaglio dell'Assemblea, che fa il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente dell'Assemblea, l'onorevole Ardizzona, dai Questori e dai deputati segretari. So che allo studio hanno una norma, però non so entrare nel dettaglio, che riguarda questa materia e che dovrebbero portare a breve, o che almeno loro dovrebbero deliberare, perché se non c'è l'atto propedeutico non possiamo intervenire. Infatti Crocetta diceva, se non ricordo no, male, nemmeno Crocetta non posso fare no, ha ragione, là ha ragione Crocetta, non può è di mia e competenza. nemmeno di iniziativa parlamentare può essere, perché la norma fa fatta dal parte del... So che il Presidente Ardizzone assieme agli altri colleghi stanno lavorando, consultandosi anche con quelli del Senato, consultandosi con giuristi, che ci sono tutta una serie, perché poi bisogna anche evitare ricorsi, non è che bisogna fare la legge, che poi iniziamo una serie di contenziosi infiniti che non finiscono mai. E quindi stanno lavorando a questo sistema, non so se saranno in grado o quando saranno in grado di portarlo, ma so che... Allora, prima di passare alla parte politica di questa nostra intervista, ecco un altro aspetto terribile, abbiamo passato un'estate d'inverno, è stato quello delle discariche, le discariche chiuse perché si dovevano adeguare alle nuove disposizioni sull'ambiente, per cui abbiamo visto che insomma, Agrigento doveva scaricare a Lentini, tutto questo chiaramente sta portando ora in queste nuove determinazioni al collasso. Ecco, no? La differenziata anche lì non parte in tantissimi comuni, insomma, abbiamo visto anche un po' la presidenza con delle norme che da un giorno all'altro venivano stravolte, cambiate, insomma anche lì è stato un momento oscuro, diciamo, della politica siciliana, onorevole. No, sicuramente è un momento oscuro, però vi sono... In piena estate, noi abbiamo visto qui, avevamo i turisti di fuori che venivano con i cassonetti stracolmi. Anche là vi sono due aspetti però, come tutte le cose, l'aspetto diciamo gestionale è un aspetto programmatorio. La Regione a mio avviso fa un errore sull'aspetto programmatorio, perché una volta dice che i termovalorizzatori non servono, un'altra volta dice no, forse servono, facciamo mini termovalorizzatori. Una cosa è certa, i rifiuti si devono smaltire e se usiamo solo le discariche non ci bastano le discariche di questo mondo, nel tempo quantomeno. E questo è l'aspetto programmatorio. L'aspetto gestionale dipende molto anche dalla società. Io abito in un territorio in cui la percentuale di raccolta differenziata è alta. Altissima, la Soggere su questo ha fatto un lavoro encomiabile. Ma non è altissima da quest'anno, è altissima da 10 anni. Ci sono punte in piccoli comuni del 90%, del 92%. Io facevo il sindaco. E prima di fare il sindaco, e non c'era ancora né la Soggeri, non c'era l'Ato Rifiuti, non c'era niente, noi assieme ai comuni del circondario, eravamo 7-8 comuni, abbiamo fatto una società per gestire rifiuti speciali, pile, farmaci. E quindi la gente era abituata, è anche a un fatto culturale, cioè fare la differenziata se vai in una famiglia di quella zona, la fanno in automatico, la plastica la mettono in un modo, cioè, non è uno sforzo, a maggior ragione dopo che si fa il porta a porta. Io già parlo che facevamo la differenziata quando c'erano i cassonetti differenziati, quindi ognuno camminava con 3 sacchetti, in uno ci metteva il vetro, in uno ci metteva la plastica e in uno ci metteva i rifiuti. Ora che c'è il porta a porta, chiaramente la percentuale è incrementata ancora di più. Quindi questo aspetto gestionale, non è che ci sono leggi che tengono, non è che ci vuole una legge per la raccolta, c'è stata e c'è la raccolta, ma la raccolta differenziata aiuta moltissimo l'ambiente, aiuta moltissimo il materiale che viene mandato in discarica perché viene ridotto notevolmente. E questa è un'operazione che va fatta, a mio avviso,
io posso parlare di quell'esperienza alla Soggerri che è stata fatta capillare, ma proprio capillare, prima a partire dalle scuole, ma capillare, nel senso una formazione fortissima. Si è fatto un investimento anche importante, che magari qualcuno sorrideva, ma per queste fesserie, sempre questi convegni, il giochino, però alla fine questa cultura, diciamo, c'è, ha attecchito. E quindi uno, se vede il sacchetto dell'umido nella plastica, si indigna, dice: ma scusa, oggi è martedì, tocca mercoledì. Quindi è tra di loro, tra vicini di casa, diventa quasi quasi che uno non vuole fare brutta figura nei confronti degli altri. Quindi se si innesca questo meccanismo virtuoso, io penso che i problemi si risolvono e cose irrisolvibili non ce n'è. Ci vuole anche la volontà, la collaborazione dei cittadini. E non c'è sindaco che tiene, non è che dipende dal sindaco, dipende da tutti, anche dal sindaco, ognuno deve fare la sua parte. Un altro aspetto che ha interessato Agrigento è stato questo taglio del 30% dei fondi destinati al comune sugli introiti del Parco della Valle. So che anche voi, una vergogna. Diciamo, siete stati lei addirittura ha chiesto anche le dimissioni di Vermiglio. E poi altra polemica che è successa proprio qualche giorno fa, la composizione di questo parco. Allora, ci sono state molte lamentele, il sindaco si è lamentato perché inserito senza diritto di voto, il personale che è stato scelto, a detta di molti, non era dei più rappresentativi. Ecco, del Consiglio di amministrazione. Ci voleva magari anche la Lego sempre a beni culturali ai servizi che hanno fatto sui custodi, ad Agrigento 60, in altri posti mancavano addirittura i fondi per le lampadine, insomma una gestione dei beni culturali. Io sul lei è stato anche critico. Sì, io sul servizio che hanno fatto le Iene sull'assessore Vermiglio penso che non bisogna fare commenti, perché chi ha visto il servizio si è reso conto, no? Sia della risposta dell'assessore che di altro. Per tutto il resto sono d'accordo col sindaco Firetto in toto, perché scippare, perché si tratta di scippo, del 30% degli introiti significa non volere bene non ad Agrigento, alla Valle dei Templi, perché i servizi che diciamo svilupperebbe Agrigento di fatto sono servizi complementari alla Valle dei Templi. Certo. La Valle dei Templi non è che si trova a Catania, si trova ad Agrigento, quindi i servizi che il comune potrebbe dare, cominciando dai rifiuti, dallo spazzamento, da tutto quello annessi e connessi, si ritrova la Valle dei Templi. Quindi sono d'accordo totalmente. Secondo, anche sul consiglio di amministrazione è impossibile che il direttore del parco e il sindaco della città che ospita la Valle dei Templi non hanno diritto di voto, tanto vale non c'è andare. Diritto di che cosa? Che diritto hanno, certo, allora? Sì. Sono strumenti così, tanto accessori, opzionali. Un sindaco ha il dovere di vigilare, e qual è meglio potere del diritto di voto per vigilare? Che non è solo un grido isterico che a volte non serve a niente e non funziona. Quindi io sono d'accordo con Lillo Firetto e sono accanto a lui sia in questa battaglia che per ripristinare quella norma che non prevedeva quello scippo, lo chiamiamo scippo del 100%. L'ente parco, con tutto il rispetto dell'attività che ha fatto il dottore Parello, il consiglio di amministrazione, insomma, per l'azione, per i premi, ma non si criticano le persone, persone per bene, degnissime, autonoma, ma io non sto criticando tipo San Marino, insomma, una gestione completamente a sé, avulsa anche dall'attività. D'altronde il parco è ad Agrigento, non vedo perché il comune non debba in qualche modo avere un ristorno mi pare controllabile, per l'amor di Dio. Ma infatti quando io dico che sono d'accordo col sindaco Firetto mi riferisco proprio a questo. Allora, l'ultima parte... facciamo l'ipotesi al contrario. I beni culturali ci hanno insegnato e ci hanno detto, ci hanno fatto la testa tanta che sono una risorsa per la città.
Non è che possono essere per una perdita. La risorsa di questo introito mi viene tolta. La città si deve sorbire il traffico, non è che la risorsa è i pullman tutta. che arrivano, dico, ma ci sono anche delle incombenze cui il Siamo comune d'accordo. deve far fronte, no? Quindi. Ora, l'ultima parte di questa scena di vista vorrei dedicarla un po' alla politica, no? Stiamo vedendo che ci sono tante fibrillazioni, molti che stanno scendendo in campo, alla politica nel senso regionale, che a novembre si andrà a votare. Stiamo vedendo personalità anche di calibro, penso anche alla Galla, col suo movimento che ha presentato giorni fa, Musumeci che con Diventerà Bellissima si vuole riproporre, il professore Armao che chiaramente vuole mettersi in gioco anche lui. Ecco, cosa ne pensa di tutto questo fermento? E poi mi piacerebbe capire anche la posizione di Sicilia Futura. Sì, il fatto che ci siano più personalità che vogliono diciamo, spendersi per questa terra, io lo trovo un fatto positivo, è un esercizio democratico. Poi le personalità che mi ha citato, che io mi onoro con tutti di essere amici, quindi dalla professora Galla al professor Armao a Annello Musumeci, sono personalità di tutto il rispetto. La politica segue dei criteri e i criteri sono quelli dell'appartenenza molto spesso. Se è sbagliato o non è sbagliato dovremmo cambiare il mondo, ma la politica ha queste regole. Io faccio parte di uno schieramento, che è uno schieramento di centrosinistra, che dovrà impegnarsi a trovare un rappresentante valido, un rappresentante autorevole, un rappresentante che possa realmente interpretare le istanze dei siciliani. Se tra questi o è ad avvenire, ad oggi non sono in grado di dirlo, perché nell'ambito del centrosinistra di fatto non c'è stata una professionalità, dico il professor Lagallo, dico il professor Armao, per dire dei professionisti, che si è fatta avanti con il marchio o marcatamente di centrosinistra. Non c'è stato. Non escludo che ci possa essere, come non escludo che si possa anche fare una battaglia proprio su un soggetto politico allo stato puro, per dire noi ci mettiamo la faccia, facciamo politica, questa è la persona che vogliamo votare, tanto di rispetto per la società civile, per il mondo accademico, per tutto quello, ma siccome ci dite anche parole, allora stavolta ci mettiamo la faccia direttamente, senza schermature particolari o senza schermi particolari. Lo stato dell'arte oggi è il seguente: ancora nel centro-sinistra non c'è un ragionamento di questo tipo. Non è tardivo e non è prematuro, potrebbe essere già il tempo. È chiaro che le elezioni comunali di Palermo, a mio avviso, hanno dato una frenata a questo percorso, che Palermo ormai è diventata una finestra politica per il mondo, non solo per la politica regionale, ma penso anche di più per la politica nazionale, perché il voto di Palermo in ogni caso determinerà refluenze regionali e nazionali. E quindi questo, il quadro non è ancora molto chiaro, il perimetro dove muoversi, il perimetro anzi è chiaro, che è quello nell'ambito del centro-sinistra. Se deve essere un centro-sinistra allargato, oppure un centro-sinistra, cioè un centro-sinistra ortodosso e un centro-sinistra laico, usiamo questa terminologia, in cui ci sono anche altre esperienze che possono far parte. Io mi auguro che questo sia un centro-sinistra laico, per mia estrazione, per mia cultura, io l'ho detto, sono orgogliosamente democristiano, e quindi bisognerebbe, a mio avviso, allargare anche la platea dei soggetti. All'interno del suo schieramento politico ci sono delle personalità ben vengano, se ne facciamo. Non è un problema se è di Alfano o è di Cardinale, è un problema che ci rappresenti, che sia autorevole, che ci rappresenti tutti. Che oggi andare a fare è mio e tuo, il rischio dei grillini che vincono, anche perché questo esercizio poi non funziona.
per esperienza con i sindaci e con i vari presidenti della regione, perché ognuno nel periodo preelettorale fanno la gara, no, è mio, ce l'ho messo io, appena sono eletti e fanno bene, devo dire, hanno ragione e fanno bene, perché sono i sindaci che non danno conto a nessuno o che ragionano con la propria testa, io li apprezzo anche per Ecco, lei parlava di Palermo, ma ricordiamo che ci sarà un'importante tornata elettorale amministrativa, la provincia di Agrigento ha grossi, penso ad esempio Sciacca, quindi Aragona, sì. tanti altri, dico, anche lì sarà un test importante anche certo, per il per la nostra voi provincia. vi spenderete anche in questo sì, senso? Noi a Sciacca, noi in pratica abbiamo candidati ovunque, sia candidati a sindaci che candidati in consiglio comunale. A Sciacca in particolare, votandosi col proporzionale, facciamo la lista di Sicilia Futura. Abbiamo già scelto anche il candidato, che è la professoressa Valenti, è un docente di diritto tributario. È la sorella del sindaco di Santa La sorella Margherita, del sindaco di Santa Margherita. È una persona, anche lei, molto competente, si occupa molto diciamo, di credito sportivo, di tutto. Cioè ha delle competenze che possono essere utili per la città. Di che è lo schieramento che l'appoggia? È uno schieramento di centrosinistra, ci siamo noi, c'è il PD, c'è Sinistra Italiana, c'è la lista che fa il senatore Cusumano, ci dovrebbe essere un'altra lista civica, quindi questo è il quadro, diciamo. Insomma, gli altri candidati non gliene so dire perché c'è solo questa e quella di Grillina allo stato Quindi attuale. prima di scegliere, diciamo, cosa si farà per la regione, si dovrà vedere che risposte darà l'elettorato per queste amministrative. Noi più che altro un test, un test. Non è che poi ci darà. Allora, sarà. Ultimissima domanda, mi piacerebbe spendere 2 minuti sulla persona Crocetta. Riparte Sicilia, il nuovo movimento, ha detto che voi dice che l'appoggerete, così. La domanda di riserva c'è. Sentivo. Un parere mi piace, insomma. Allora, intanto smentisco che ha detto categoricamente che noi l'appoggeremo. Questo lo smentisco, perché noi non ci siamo pronunciati né sì né no. Il presidente Crocetta è nel suo diritto di candidarsi, come il diritto dei cittadini. Poi è anche un nostro diritto scegliere se votarlo o non votarlo. Se parliamo da un punto di vista personale, io col presidente Crocetta ho avuto più momenti di scontro che di incontro. Questo lo so. Quindi sono stato più conflittuale che consensuale con il presidente Crocetta. Quindi io sono uno che sicuramente inattendibile nel giudicare il presidente Crocetta per i miei trascorsi. Io penso che il candidato di centrosinistra o nasce alle primarie o deve essere una personalità di livello e di consolidata esperienza politica e anche che sappia porsi e sappia interpretare i bisogni della gente. Il presidente Crocetta ha questo profilo. Non lo so, perché io sono il meno adatto, l'ho detto in premessa. Politicamente che giudizio dà di questa sua presidenza? Chiaroscuro. Chiaroscuro nel senso che è chiaro per la premessa che ho fatto. Si è trovata una situazione oggettivamente difficile, 2.000 miliardi non è facile, poi quando ci sono i soldi tutti siamo bravi, quando non ci sono. Difficile, l'oscuro a mio avviso vi è stato un eccesso nell'esposizione mediatica, o meglio nel proclama rispetto al fatto, nell'annunciare il problema e non risolverlo. Io glielo dico in faccia, quindi non è che lo posso dire qua anche in televisione. Lei chiaramente si riproporrà all'elettorato. Se mi vorranno mi riproporrò, poi gli elettori mi bocceranno, mi voteranno. Bene, io la ringrazio. Casomai ritorniamo a fare il medico. Ma ci mancherebbe altro, le fa onore in ogni caso, sempre la sua professione. Ringrazio l'onorevole Salvatore Cascio di Sicilia Futura per averci dedicato questo spazio. Abbiamo voluto un po' fare il punto, un po' un riassunto anche delle problematiche, anche della sua presenza, delle problematiche siciliane e della sua presenza all'Ars. Grazie, le auguriamo un buon lavoro, ringraziamo i nostri telespettatori, ricordo sempre TVA in tutta la Sicilia, Bassa Calabria, sul canale 92 e in streaming sul sito televideoagrigento.tv. Questa puntata sarà caricata anche sul nostro sito, per cui
chi vuole vederla anche in altri momenti la potrà vedere. Grazie e buon fine settimana. Grazie onorevole.